L'onorevole Gava, lei è persuaso che si tratti di movimenti, per carità, pur nel rispetto poi delle loro aspirazioni, della loro storia, che creano niente di più che una massa di disturbo perché il Veneto venga tenuto in debita considerazione, oppure no? E poi, dentro un'Europa delle regioni, che senso ha creare tanti piccoli stati? Ma diciamo che noi abbiamo una situazione in Europa che va in una direzione di frammentazione. In realtà con il crollo del muro di Berlino e con la caduta della cortina dell'Est si è ritornati a stati pre-guerra 15-18, in alcuni casi, o pre-guerra del 45, alcuni anche molto piccoli. E quindi è evidente che si è inserito un meccanismo europeo per il quale non è impossibile immaginare che si possono creare delle forme di maggiore autonomia o anche addirittura di nazionalità vera e propria all'interno dell'Europa, perché diciamo nella ex Jugoslavia c'è stato un periodo bellico che ha portato a questo, nel Kosovo anche, però ad esempio la Slovacchia e la Cechia hanno fatto una scelta di questo tipo in modo totalmente pacifico. Quindi in realtà il contesto potrebbe anche consentire un discorso di questo tipo. Poi della valutazione, ovviamente con tutto il rispetto di questi movimenti, io credo che ancora, in qualche misura anche l'intervento del professore lo sottolineava, siamo in presenza di fenomeni più di carattere culturale che di carattere di vero e proprio movimentismo, di appassionati di storia o comunque della storia veneta in particolare, che tra le carte certamente qualche elemento, diciamo, di incertezza c'è, ma d'altra parte c'è anche del referendum monarchia-repubblica, ecco. Per cui evidentemente trovano elementi per andare avanti. Io credo che, adesso ovviamente non voglio fare, perché non sono il costituzionalista, ma certamente c'è una Costituzione formale, poi c'è anche una prassi costituzionale, ed è, voglio dire, immaginiamo, appunto, ho fatto l'esempio della monarchia-repubblica, se si potesse andare a ragionare, a ricontare i voti e dire no, in realtà aveva vinto la monarchia, che cosa succede? Cioè lei dice non si può riscrivere la storia? Non lo so, però ecco, dal punto di vista solamente storico, l'elemento storico secondo me è una spinta, però deve poi tramutarsi in movimento indipendentista. Non siamo ancora a questo livello, altrimenti confondiamo le due cose. Onorevole Bitonci, lei viene da terra di Serenissimi, da profondo nord, è insomma l'anima pura, diciamo, della Lega. Si sente spiazzato o crede che invece sia una contiguità e una vicinanza culturale che possa essere di stimolo anche alla Lega? Ma io penso che nella storia degli ultimi anni della politica, dei movimenti autonomisti, indipendentisti, c'è un fattore comune che è quello della parcellizzazione, cioè nel senso che ogni volta che si crea un nuovo, e lo dico non in maniera critica nei confronti dei colleghi, la cui attività è rispettosissima, nel senso che anch'io credo che noi veneti dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni, insomma, tutti quanti assieme per quanto riguarda il governo del nostro territorio. Però uno dei problemi fondamentali, e lo dico chiaramente, è quella della continua suddivisione di questi movimenti, cioè si crea un movimento, dopo qualcuno al loro interno non va più d'accordo con il gruppo originario, poi si spacca a metà, riparte un nuovo movimento, se ne creano, cioè ne possiamo contare decine e decine. Invece, e questo forse la gente l'ha capito, il problema è che noi tutti quanti insieme, se ci consideriamo un popolo, la forma poi la possiamo trovare per autodeterminarci, e non è certamente con le carte bollate o facendo i ricorsi che si ottiene il consenso della gente. Il consenso della gente va ricercato, e va ricercato tutti quanti assieme e magari nelle forme già esistenti. Io non per questo, per volere sponsorizzare la Lega Nord o la Liga Veneta, però ci sono già dei movimenti che portano avanti comunque delle idee federaliste, movimententiste, autonomiste nel territorio, che ne hanno sempre fatto la loro bandiera. Questa continua suddivisione non fa nient'altro che rendere ancora più complicata
questa possibilità che c'è finalmente di avere un Veneto che cerca di votare, ecco, Signor Serraglia, e scegliere i propri rappresentanti. Chiaro. Signor Serraglia, lei come Presidente del Veneto Serenissimo Governo, Vicepresidente, non teme che questa frammentazione alla fine si riveli magari interessante dal punto di vista storico, culturale, ma inconcludente all'atto pratico? Allora, noi generalmente come Veneto Serenissimo Governo non applichiamo come linea, come nostro pensiero, la metafisica e l'idealismo. Applichiamo il materialismo e la dialettica. Quindi esaminiamo la storia, cerchiamo di trarre insegnamenti dalla storia e cerchiamo di procedere in questa direzione. Allora, come De Gaulle si è proclamato la Francia ed era da solo e aveva, tutto sommato, era sopportato, mai sopportato da Churchill e avversato da Roosevelt, e aveva la Francia, i francesi e anche gli antitedeschi francesi contro. Alla fine si è dimostrato che lui è diventato presidente della Francia e questo ha dimostrato la giustezza delle sue posizioni. Possiamo parlare di Havel, il presidente della Cecoslovacchia. Era in galera. No, ma che non manchino i precedenti di carattere storico, l'abbiamo detto, nessuno lo disconosce. È questa frammentazione. No, la frammentazione è questa, non c'entra frammentazione. Tanto noi non siamo una forza secessionista, ecco, questo lo ribadiamo. Non siamo secessionisti, anzi noi saremo del parere che quindi ci vorrà un percorso legale. Nessuna provincia veneta si ceda dal futuro Stato Veneto. Noi vogliamo semplicemente verificare se il Veneto è mai entrato in Italia attraverso il rifacimento del referendum, che è stato un referendum truffa, che non ha avuto nulla di legale. Però c'è una cosa da dire. Sì, lo chiamano plebiscito, non ho capito perché. No, è tutta una cosa diversa. Ecco, nel caso plebiscito è inteso come consultazione popolare, non come... Anche se poi i numeri in effetti sono... I numeri 69 da quei numeri deriva poi il significato diverso di plebiscito. Neanche la Bulgaria di Zico è riuscita a truffare a quel livello, neanche la Bulgaria. Dove sta il problema? Noi che abbiamo, tra l'altro, noi siamo un movimento indipendentista, siamo un movimento rivoluzionario, non ci interessa assolutamente nulla delle leggi italiane, noi le sopportiamo, non riconosciamo l'autorità nel Veneto del ministro. Avete avuto guai con la magistratura? Come? Avete avuto problemi? Sto arrivando perché sapevo, preventivavo la domanda. Noi sopportiamo, subiamo l'intervento del Ministero degli Interni, subiamo e sopportiamo l'intervento della magistratura italiana. Per noi gli unici rispondiamo soltanto all'amministrazione militare, come è nel diritto internazionale, perché uno Stato occupante ha le forze armate all'interno del paese, come è a Gaza, come è nella West Bank. Questo è il dato di fatto. Quindi è chiaro che se la polizia ci ferma e ci dà una multa perché abbiamo passato uno stop, la paghiamo, ma la subiamo, non la accettiamo. La interrompo.